Cara mafia, tu non sai chi siamo. In realtà facciamo parte delle pedine di quella grande scacchiera che tu manipoli con così grande facilità, ovvero la Terra. Siamo piccole voci in mezzo a quasi 8 miliardi di persone, ma speriamo di fare la differenza. Abbiamo letto un libro che ci ha colpito molto. Di questi tempi le persone vogliono solo il proprio interesse personale e l'omertà è un'alleata. Le famiglie delle vittime non si arrendono e cercano giustizia per i figli che si sono visti morire tra le loro braccia. Fratelli e sorelle delle vittime lottano contro di te con la potenza della testimonianza. Le associazioni da anni mostrano alla gente la tua vera identità senza paura. Questo libro ci ha aperto gli occhi, sai mafia? Ti stiamo scrivendo perché vogliamo ricordare tutto l'orrore che hai portato e le vite che hai distrutto. Vogliamo ricordare Annalisa, Antonio, Claudio, Antonio Montinaro, Cristina, Domenico, Iso, Marco, Matteo e Cristina, Michele, Gigi e Paolo, Rossella, Silvano, Tina e tutte le altre vittime. Vogliamo ricordare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e le forze dell'ordine impegnate ogni giorno per sconfiggerti. Vogliamo ricordare perché la memoria e la parola sono più pericolose di una pistola carica. La memoria ricorda che nessuno è morto invano. La parola dà voce alle testimonianze. Stai tranquillo, Giovanni. Migliaia di gambe forti sosterranno le tue idee senza arrendersi, mantenendo la schiena dritta. Come gli alberi, Abbiamo già messo radici e i nostri germogli sono impegno per la giustizia, l'equità Il rispetto delle differenze. la tutela dei diritti. e della pace. Ci rivedremo dall'altra parte della vita, cara mafia. Mai tuoi. Gli studenti del Bolisani di Villafranca.